Matvi, allora, se ti vuoi soltanto presentare, perché poi magari facciamo dire due parole alla prof, però presentati brevissimamente a questo pubblico. So che dentro di te sei un po' agitato, ma non troppo, perché Matvi è uno che in realtà non si agita molto, è sempre molto a plomb. Ehm, però presentati. Grazie per essere venuti. Io mi chiamo Matvey Oncharenko e io sono nato in Ucraina, a Sumy, in una città all'ovest dell'Ucraina, e sono il protagonista di questo libro che parla proprio della mia storia, come è cambiata la mia vita, e come l'inizio della guerra ha diviso la mia vita in prima e dopo. Questo è Matvi. Allora, facciamo dire due parole anche alla professoressa Marcone. Tieni tu il microfono, Matvi. Facciamo così allora. Che adesso magari ci racconta qualcosa dal punto di vista didattico, cioè come è nato questo progetto, perché la storia di questo libro in realtà è un po' articolata. Io non è che mi sono alzata una mattina e ho deciso di scrivere la storia di un ragazzino che scappava dalla guerra. Sono entrata nella scuola per fare tutta una serie di attività e ancora 3 anni fa, quindi a marzo-aprile del 2022, ho avuto l'occasione di conoscere Matvi. Poi con l'andare del tempo abbiamo fatto un sacco di cose insieme e 6 mesi fa si è accesa questa lampadina. Certo, ecco, vi ringrazio per essere qui presenti. Noi vi racconteremo in questa chiacchierata un po' un percorso che, come diceva Maria Elena, la dirigente, è un percorso di crescita che abbiamo fatto insieme, proprio un cammino insieme ad una classe che si è articolato in una serie di attività in cui i ragazzi hanno lavorato in piccoli gruppi. E soprattutto queste attività che noi abbiamo fatto hanno permesso ai ragazzi, oltre che di essere più coesi e più uniti, anche di migliorare ovviamente le competenze linguistiche. E per Matvi è stato importante questo percorso perché noi abbiamo fatto delle belle esperienze di web radio, grazie a Radio Magica Maria Elena Porzio. Siamo partiti dalla prima facendo delle letture espressive che poi sono diventate podcast, poi i ragazzi hanno inventato delle storie, hanno sperimentato anche le tecniche di montaggio, quest'anno hanno potuto fare dei laboratori anche di tipo digitale, perché questo libro si inserisce in un progetto che è compreso, come diceva la dirigente, nel piano regionale scuola digitale. E abbiamo quest'anno sviluppato in particolare, adesso senza dilungarmi in tutti i progetti triennali, quest'anno abbiamo voluto seguire un filo conduttore che è il tema delle migrazioni. Quindi abbiamo lavorato, ci tengo a dirlo, in modo interdisciplinare in più materie. I ragazzi hanno fatto diverse esperienze, per esempio sono stati anche al Centro Balducci, al convegno sulle migrazioni. Abbiamo affrontato questo tema partendo anche dalla lettura di testi. I ragazzi, ci tengo a dirlo, della terza E sono stati molto bravi perché ad esempio abbiamo realizzato anche abbiamo praticamente dato voce a un silent book che è l'approdo di Town, che parla appunto della storia di un migrante a partire da una serie di immagini suggestive. I ragazzi hanno scritto divisi in piccoli gruppi, hanno scritto 3 capitoli di questo silent book da punti di vista diversi, quindi hanno potuto sperimentare anche dal punto di vista emotivo che cosa spinge una persona ovviamente a migrare, perché i motivi sappiamo sono tanti. Nel caso di Matvi è stata proprio la necessità di fuggire da una guerra. E poi questi racconti che loro hanno scritto sono diventati dei podcast che si possono ascoltare su Spreaker. Ecco, su Spreaker. Infatti sul sito adesso creeremo una sezione, oltre che sul sito di Radio Magica, sul nostro sito della scuola. Sul sito di Leggiamo, che è questo grande progetto cappello che racchiude un po' tutti questi 018. progetti di promozione della lettura, di cui Radio Magica è uno dei partner. Certo. Poi lavorando a questo progetto ci è venuta l'idea
Inizialmente questo libro avrebbe dovuto essere un libro digitale, praticamente, caricato solo su piattaforma digitale. Poi abbiamo avuto la fortuna di avere la possibilità di stamparlo grazie all'editrice Pittino, che dovrebbe essere qui, no? Sì, con Life noi, Books, Stefania Pittino di Life che Books. ringrazio ancora perché non è così scontato trovare nel giro di poche settimane un editore che ti pubblica. Non è affatto scontato, anzi è una cosa direi quasi impossibile. E invece Life Books, nella persona di Stefania, ci ha subito creduto quando io le ho raccontato la storia forte che c'era dentro queste pagine, che all'epoca erano solo pagine virtuali. Lei ha detto: te lo pubblichiamo, te lo pubblico io, ve lo pubblico io. E quindi grazie ancora. Ecco, grazie. Ecco, poi arrivando appunto al libro, ci tengo a dire che l'autrice Maria Elena Porzio, però autori sono anche tutti i ragazzi che hanno, per tutta la classe, tutti i ragazzi che hanno partecipato. Infatti in fondo al libro trovate tutti i loro nomi e trovate anche i loro contributi, perché noi abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di poter, grazie al supporto appunto di Radio Magica e anche, vedo anche il collega di arte Gianluca Sorace che è qui presente, abbiamo potuto realizzare le illustrazioni del libro, grazie a Giulia ed Anna che dopo interverranno e vi racconteranno qualcosa. E poi i compagni hanno scritto praticamente dei piccoli haiku, ma anche delle riflessioni, delle lettere. Li abbiamo lasciati abbastanza liberi di parlare del tema della guerra o delle migrazioni, di lasciarsi guidare da delle suggestioni oppure di rivolgersi direttamente a Matvi per dirgli qualcosa, dargli un messaggio, perché quest'anno, come dicevamo, questi ragazzi faranno gli esami e poi prenderanno strade diverse. Infatti già si stanno un po' commuovendo e quindi sarà difficile, no? Concludere, no? Questo percorso. Cioè nel senso che sarà difficile concluderlo senza piangere, dici? Sì, perché ok. non per l'esame. No, per l'esame, vabbè. Non per l'esame che cominceranno. Poverini loro, che lunedì già cominciano. Lunedì già cominciano, infatti. E quindi niente, questo è il libro, la storia. Matvi, alias Nikolai, perché è stato poi chiamato Nikolai, poi nel romanzo, vi sveleremo questa faccenda del Nikolai. Sì. Ecco. Matvi all'inizio si è arrabbiato moltissimo perché lui non voleva che io usassi un altro nome, lui avrebbe voluto che usassi il nome suo, Matvi. Però questa è stata una scelta mia, fatta anche nel bene di Matvi, che è sì il protagonista della storia, però non volevo che si sentisse troppo coinvolto. Alle volte bisogna anche saper prendere le distanze da una storia che non è una autobiografia al 100%, ma è una storia romanzata, all'interno della quale, proprio perché la storia stia in piedi bene e sia una storia godibile, è inutile dircelo, è una storia romanzata, ci devi comunque inserire qualche chicca, qualche granello di sale, di pepe, che magari nella realtà non ci sono. Questo accade ovunque, a meno che uno non scriva un saggio. E quindi la decisione molto difficile di non chiamarlo Matvi è stata presa da me, e Matvi c'è rimasto, è vero, ma io ancora ti chiederò scusa per i prossimi 10 anni perché so che tu ci tenevi tanto. No, volevo semplicemente aggiungere qualche cosa a quello che ha detto la Vanessa. Ormai io la chiamo Vanessa, è la professoressa Marcone, ma per me è un'amica, io la chiamo Vanessa. Noi volevamo fortemente che in questo libro ognuno potesse dare un proprio contributo. Mi viene proprio da dire che questo è un libro di comunità. Io ho fatto quello che presumo di saper fare, cioè scrivere una storia. Però poi ci sono state 2 ragazze bravissime, una delle 2 andrà al liceo artistico, che hanno fatto le illustrazioni con il supporto del professore di arte. Ci sono stati dei ragazzi che si sono lasciati ispirare dalla poesia
e dato il tema che era fuga dalla guerra, hanno scritto degli haiku, che immagino insomma sappiate cosa sono delle brevi poesie di 3 versi di origine giapponese, insomma si sono lanciati nella composizione di poesie. Ce ne sono stati altri che hanno scritto delle lettere, quindi delle considerazioni loro dedicate a Matvi, e c'è anche stato chi non aveva voglia di scrivere, però ci ha aiutato nella correzione delle bozze. Perché una volta scritta la bozza del romanzo, siamo entrati in classe con l'editore e sulla LIM abbiamo pubblicato il libro in bozza e l'abbiamo letto tutto, e se non fosse stato per la classe che aveva un occhio di lince incredibile, riusciva a trovare ogni piccolo refuso, il libro non sarebbe stato perfetto così com'è, perché qui refusi non ce ne sono, è incredibile, perché hanno controllato una quarantina di occhi, quindi almeno quelli siamo sicuri che non ci sono. Sì, non so, adesso mi sono un attimo distratta, scusate. Sì, ho visto, Non so se- ti sei distratta per quale motivo? No, Che succede? Perché adesso i ragazzi devono firmare il libro. per Ah, quello. ok, perché dobbiamo consegnare il libro all'assessore. No, volevo dire, non so se l'hai detto, che c'è anche chi, ad esempio, ha fatto la correzione delle bozze. quindi Certo, l'ho appena l'hai detto. Vedi che eri distratta. Scusate, ero distratta. Una nota alla prof. Scusate. Ecco. E poi naturalmente il libro è stato anche arricchito, devo dirlo, dalla postfazione della professoressa di Vanessa, che in fondo ha scritto un pochino la genesi del libro, Sì. quindi anche riassumendo brevemente i progetti che sono stati fatti. Il percorso della classe, infatti E poi, se leggerete poi in il fondo libro, ci sono i sì, ringraziamenti certo. miei, ma desidero farli ancora una volta, prima di tutto alla famiglia di Matvi, vedo qua il papà, la mamma, la sorellina, e grazie ancora per aver consentito tutto questo. Allora direi che sì, adesso se vediamo come. Esatto, allora adesso assessore, i ragazzi qui presenti firmano il libro e poi magari le facciamo portare il microfono se lei vuole avvicinarsi qua. Intanto però io direi, per farvi un pochino entrare nell'atmosfera di questo libro, io chiederei a Giulio di salire sul palco e di leggere il primo capitolo. Il libro è composto da 40 capitoli brevi, è un libro ad alta leggibilità. Abbiamo cercato di fare attenzione anche a questo, quindi abbiamo usato capitoli brevi, una font accessibile, un'interlinea 1,5, un allineamento cosiddetto a bandiera, cioè abbiamo cercato assenza di metafore troppo complicate. È una mia deformazione professionale, io lavoro per Radio Magica è sempre estremamente attenta all'accessibilità e quindi non ho potuto fare a meno di fare tutta l'attenzione che potevo nella redazione del testo. E la voce narrante è quella di un ragazzo di 12 anni, è quella di Nicolai / Matvi. Allora, Giulio, che invece non è della terza E, è un elemento strepitoso anche lui della seconda E, è vero? Con il quale abbiamo fatto anche con lui dei laboratori, adesso ci leggerà proprio il capitolo numero 1. Tieni il microfono, prova a fare 1, 2, 3, prova. Ah, Giulio è assolutamente disinvolto, più di me. Vai. Parti, quando vuoi. Capitolo 1, dici il titolo e lo leggi. Mi raccomando con pathos. Sto sognando e nel sogno ci sono i miei amici Oleg e Yana. Oleg ha i capelli rossi come un tramonto d'estate ed è la persona più gentile del mondo, non solo perché non dice le parolacce. Lui è il mio migliore amico, disegna benissimo ed è un grande appassionato di fumetti e di anime. Poi c'è Yana. Anche se è una femmina, io e Yana ci capiamo al volo. Alle volte ci sono io che ragiono come lei, altre volte è lei a entrare nella mia testa. Direi che i nostri pensieri hanno una buona connessione, a differenza del mio internet che a volte non ne vuole sapere di quello che pensa il resto del mondo. Sto sognando e nel sogno stiamo viaggiando in treno, diretti verso una città che abbiamo costruito insieme giocando a Minecraft. Il treno viaggia veloce,
Se guardo fuori dal finestrino, vedo distese di grano maturo, un campo dietro l'altro, e poi... Giro pagina. E poi qualche collina e i piccoli paesi che durano un attimo e poi scappano. Prima di infilarsi in una galleria, il capotreno abbassa una leva e il treno emette un fischio lungo e fortissimo, così forte che mi sveglio. Allora, io chiedo un applauso per Giulio, che non aveva mai letto prima questo primo capitolo e che è stato bravissimo. Bravo Giulio. Quindi avete sentito che la voce narrante è quella di un ragazzino che sta sognando e a un certo punto, non so se a voi capita, ma ogni tanto a me capita che mentre sogno, nel sogno c'è un rumore che mi sveglia dal sogno e quindi mi ritrovo di nuovo catapultata nella realtà. E questa voce, che è una voce che ha la freschezza di un ragazzo anzi di 11 anni, non ne ha ancora compiuti 12, li compie durante il tragitto. Cosa mi guardi, Matri? Questa è la voce che ci accompagna per questi 40 piccoli capitoli, in un viaggio che parte da Kiev e comincia esattamente il viaggio il 24 febbraio 2022. Il 24, la data giusta, che non è una data giusta perché quel giorno è scoppiata la guerra, ma perché, e adesso io chiedo a Matvi di leggere il capitolo numero 5, Matvi, quello che spiega un attimino il titolo, perché questo libro ha questo titolo che forse non è immediatamente comprensibile, dovrebbe essere il capitolo 5. L'hai preso giusto? È il Sì. 5? Ok, vedi se finisce con la data giusta. Finisce con Ok, allora adesso Matvi con il suo splendido italiano e anche con la capacità che ha di leggere con una lettura che è una lettura davvero espressiva, ci legge quello che accade la mattina in cui lui scopre che è successo quello che è successo. La data giusta. Eppure c'è qualcosa di strano. Non mi avrebbero mai lasciato dormire senza un motivo valido. Forse qualcuno si è sentito male. Mio nonno, per esempio, che ha 80 anni e vive nel palazzo di fronte. Ci vede poco e quando vado a trovarlo lo trovo sempre seduto sulla sedia, a dondolo, con lo sguardo perso chissà dove. Quella vecchia sedia l'ha costruita come regalo per mia nonna. Lui una volta faceva il falegname e i suoi occhi azzurri erano un cielo limpido, senza nuvole. Forse gli è successo qualcosa, o forse è accaduto solo quello che papà aveva previsto 2 settimane fa. Butto via le coperte, mi alzo e prima di uscire dalla camera mi avvicino alla scrivania. Strappo il foglietto della giornata di ieri dal calendario. Ecco fatto. Ora segna la data giusta. 24 febbraio 2022. Ecco, e qui abbiamo svelato, facciamo un applauso a Matvi, qui abbiamo svelato perché, e qua Matvi possiamo anche raccontare, no? Te lo ricordi quando ti ho fatto leggere questo capitolo e tu giustamente per il motivo che ci dicevamo prima, no? Per il fatto che io comunque ci ho inserito anche dei piccoli espedienti che mi servivano dal punto di vista narrativo, me la vedevo la scena di questo ragazzino che strappava la data del giorno precedente e avevo proprio nella testa, negli occhi, questa immagine del 24 febbraio. Vado a Matvi, glielo faccio leggere e lui mi dice ma prof, perché io non sono prof, ma lui mi chiama prof. Ma prof, ma io non ho mai avuto un calendario del genere in camera. Ho detto ok, non l'hai mai avuto, però dal punto di vista narrativo questa cosa funziona, cioè la scena è buona. E quindi piano piano anche Matvi è riuscito a capire che nella scrittura creativa non c'è sempre la verità, perché in realtà la verità al lettore non interessa sempre di più la verosimiglianza, interessa che quello che c'è nelle pagine ci riesca a portare, no? In un viaggio, in un sogno che ci emozioni. E quindi noi che facciamo scrittura creativa e non saggistica, ogni tanto ci permettiamo anche di infilarci dentro qualche cosa che abbiamo nella testa ma che in realtà non è accaduto. Non ci cade niente in testa, vero?
Ah no, ok. Allora, come procediamo questa bella chiacchierata? Vuoi dire qualche cosa tu? Volevo anche aggiungere che è stata bella questa esperienza, penso anche per i ragazzi, perché i ragazzi hanno, devo dire la verità, hanno migliorato tutti in qualche modo le competenze espressive e di scrittura, perché questa attività è stata anche un'attività di orientamento, ci tengo a dirlo, perché la possibilità di fare una lettura espressiva con degli attori, di scrivere dei testi, di fare un'attività di editing, che io credo che tanti ragazzi, se tu chiedi a un ragazzo di 13 anni cos'è l'editing, ti guardano e ti dicono cos'è, che roba è. Hanno anche imparato, grazie a Maria Elena, anche appunto delle strategie per migliorare le competenze di scrittura, che magari effettivamente quando parliamo noi prof a volte si annoiano, però se c'è una scrittrice in persona che magari ti dà dei suggerimenti, le cose anche cambiano, e soprattutto hanno potuto conoscere l'editrice, capire cosa c'è dietro alla pubblicazione di un libro, anche le professionalità che ci sono dietro, anche come si fa a creare delle illustrazioni giuste per un libro. Quindi tutto questo è stata un'esperienza importante per acquisire competenze, e poi sottolineo anche un'esperienza per diventare un gruppo coeso e per imparare ad accettare tutti e ad accettare soprattutto il contributo di tutti in un lavoro, perché questo a volte noi ce lo dimentichiamo. Quando facciamo i progetti a volte capita che tu coinvolgi solo i ragazzi magari che hanno già un certo livello di competenze o che sono particolarmente motivati. Invece questo progetto vi assicuro che ha coinvolto tutti, e tutti sono rimasti toccati e hanno voluto dare un contributo, chi maggiore, chi minore, però tutti l'hanno voluto dare, e questa cosa ci tengo a dirla, perché è stata veramente una bella esperienza proprio di crescita, e un'esperienza che ha arricchito molto anche me come insegnante e come persona. Ecco, questo ci tengo a dirlo in maniera molto sentita, e i ragazzi lo sanno. Ecco, grazie. Vogliamo chiamare qua sul palco anche, che mi stanno odiando, le due illustratrici? Dai, una alla volta, o tutte e due insieme, forza, dai. Sì, adesso leggiamo anche un altro pezzettino, assolutamente. Allora, queste sono le due illustratrici, Alice e Linda, è vero? Ricordo giusto? No, Anna, no, ditemi i vostri ragazzi, abbiate pietà, ho una certa età io. I nomi, Anna e Giulia. Sì, adesso vi diamo altri bocconcini di questo libro, però adesso le due illustratrici a cui diamo i microfoni ci racconteranno un po' come hanno lavorato, il supporto che hanno avuto dal professor Sorace, il perché anche, che tecnica hanno usato, eccole lì. Venga prof, venga prof. È veramente stato un libro di comunità questo. Allora adesso facciamo sedere il prof qua e voi raccontate come sono nate le illustrazioni. Prego prof. Non era preparato. Raccontate allora quello che avete. Allora, forza, raccontate un po' le illustrazioni. Quello che avete fatto. Fatele vedere. Lei faccia vedere così. Io ci provo. L'illustrazione di copertina di chi è? Io sono Anna e ho realizzato l'illustrazione della copertina, che rappresenta appunto il momento in cui il ragazzo strappa dal calendario il foglio, e il calendario rappresenta adesso il 24 febbraio 2022, che è il giorno dello scoppio tra il conflitto, cioè è il giorno dello scoppio del conflitto Russia e Ucraina. Sì. Allora, io, Giulia, ho rappresentato questa immagine che sarebbe la scuola di Matvey in Ucraina, a Kiev, e abbiamo due ragazzini davanti alla scuola, e un po' in tutte le immagini ci sono due colori dominanti, che sono l'azzurro e il giallo, che sono i colori della bandiera dell'Ucraina. Questa illustrazione è molto importante. Allora,
io chiedo un altro grandissimo applauso perché so che lei è timidissima. E lei però andrà al liceo artistico, vero? Quindi ha una mano d'oro e avrai modo di fare un sacco di altre illustrazioni, quindi è meglio che ti abitui da subito, ok? Alle interviste, alla celebrità, abituati da subito. Vuole dire qualcosa lei, prof? Che posso dire? Buonasera intanto a tutti. Dico, sì, i ragazzi sono impegnati, sono stati veramente bravi a fare questo lavoro, hanno utilizzato una tecnica mista per fare le illustrazioni e sono stati veramente bravi. Cioè, bene. Grazie, grazie. Allora, sì, questa immagine, ma non so se si riesca a vedere, cioè perché sono chiaramente da qua è impossibili da vedere. Ci sono delle immagini della scuola Manzoni di Udine, delle immagini della scuola in cui andava Matvei a Kiev, il cui nome era, io adesso lo dico alla mia maniera, poi tu però lo dici bene. Io l'ho sempre chiamato Gymnasium 117. È giusto? Però Gymnasium no, non si dice così, vero? Ginnasio. Allora Matvei, vieni qua un attimo e racconta un attimo qualcosa tu del liceo in cui andavi, di questo, perché 117? Poi c'è un capitolo che lo spiega, però nell'anno in cui io e questo bel giovanotto ci siamo visti nella caffetteria al vecchio tram, perché a lui veniva comodo, era lì di fronte a scuola e lui mi raccontava un po' quello che aveva lasciato a Kiev. Una delle cose che mi aveva più colpito era che questa scuola si chiamava Ginnasio 117. Allora gli ho chiesto: ma perché 117? Adesso lo spieghi tu perché 117. In Ucraina le scuole non vengono chiamate con i nomi, diciamo, degli autori famosi, anche, ma ogni scuola ha un suo numero. Per esempio sono numerate da 1 fino alla quantità delle scuole che sono presenti in una certa città. Per esempio la mia scuola era la 117esima a Kiev, poi c'è una 117esima in altra città e così avanti. Quindi sì, è per questo che si chiama Ginnasio 117. E poi quando noi ci incontravamo, io arrivavo lì con il computer e naturalmente lui mi spiegava, poi a un certo punto diceva: le faccio vedere, prendeva il computer, andava su Google Earth e mi faceva vedere. Abbiamo anche recuperato delle foto della scuola, dell'aula magna, dove c'era il pianoforte, dove c'era questa grande scritta sulla parete: I love 117. E quindi ci è piaciuto anche rappresentare questa immagine qua. Quindi le due scuole, quella di Udine che lo ha accolto in maniera pazzesca e quella di Kiev, dove lui però ha lasciato 2 amici. Ci racconti chi erano i tuoi 2 amici del cuore là, che io so ancora tu adesso senti costantemente al telefono? Chi erano i tuoi 2? Io qua li ho chiamati con 2 nomi che assomigliano ai nomi veri, ma non sono quelli, quindi adesso ve lo dice lui. Quando abitavo a Kiev, andavo come avete già capito, andavo al Ginnasio 117. Nel libro c'è scritto che i miei 2 migliori amici erano Oleg e Jana, ma in verità sono i nomi un po' cambiati, perché i loro veri nomi sono Oles e Anya. Sì, la loro descrizione in questo libro secondo me è perfetta, perché appena leggo sti versi dedicati a loro immediatamente capisco di chi si tratta. Quindi sì, passavamo sempre del tempo insieme, giocavamo a qualcosa, avevamo gli stessi interessi, ma è iniziata la guerra e ho dovuto andare via. Ecco, allora questa è una cosa che a me fa tanto piacere, perché vuol dire che sono riuscita a descriverli bene, però è merito tuo che me li hai raccontati bene, è merito tuo. Allora, leggiamo un altro pezzettino, c'è qua Giulio che scalpita perché muore dalla voglia di leggere un altro pezzo. Allora, vediamo un attimino cosa possiamo far leggere. Prego, prof, sì. Giulio, vieni qua, adesso tocca a te.
Vuoi leggere? No, uno deve leggere in piedi, no, non seduto, vero? Allora, cosa gli facciamo leggere? Cosa gli facciamo leggere? Allora, Peppe, io dai titoletti non me li ricordo, non una cosa troppo lunga perché sennò Giulio mi odierà poi il prossimo anno quando mi tocca entrare in classe dove c'è lui. Eccolo qua, allora il capitolo 24, la luna di Kiev. Allora, facciamo un'anticipazione, cioè raccontiamo un attimo due cose forse che servono per capire questo romanzo. Mi siedo perché c'è la sedia vuota. Ma no, siediti tu, prof. No, siediti tu che io rimango in piedi coi ragazzi. Allora, è tutto molto, come vedete, è tutto molto naturale. Allora, in questo romanzo racconta un viaggio, che è un viaggio fisico, vero Matvi? Cioè un viaggio che parte da Kiev e arriva a Udine, è però anche un viaggio all'interno del quale accadono tante cose, ci sono svariati piccoli, grandi colpi di scena. Il viaggio parte da Kiev attraverso mezza Europa. Il protagonista insieme alla mamma e insieme alla sorellina, che è qui, Cristina, viaggiano per arrivare a Udine, mentre il papà deve rimanere là perché c'è la legge marziale e gli uomini, come voi ben sapete, non potevano lasciare il paese perché sarebbero potuti servire all'interno dell'esercito. Quindi questa famiglia spezzata, mi viene da dire, quindi non intera, un pezzo di questa famiglia si mette in viaggio, arriva in Italia attraverso il confine dell'Austria, approda a Tarvisio, si ferma una notte lì, poi arriva a Udine. Perché arriva a Udine? Perché a Udine c'è una persona che loro conoscono che è disponibile ad accoglierli. E io questa persona l'ho immaginata come una zia Anastasia. E quindi questa scena che noi adesso... Che c'è, Matui? Vuoi leggere tu? Sì, tesoro. Vuole leggere lui? Dopo te ne faccio leggere un altro. Aspetta un attimo. Allora, va bene. Allora, aspetta che spieghiamo un attimo. Quindi Matvi si trova da un po' di tempo ospite con la mamma e con la sorellina a casa di questa zia Anastasia, che peraltro lui non sapeva nemmeno di avere. Un'altra cosa che serve per capire questo capitolo è che Matvi, anzi Nikolai, quando viveva a Kiev, sul soffitto della sua camera aveva attaccato delle stelline fluorescenti. Avete presente quelle stelline fluorescenti che si vendono, che uno può immaginare di costruirsi una costellazione? Ecco, il protagonista decide, quando la mamma gli dice devi fare lo zaino, metterti delle cose, dobbiamo scappare. Una delle cose che lui decide di portarsi via sono queste stelline che lui stacca da questo soffitto perché dice questo è il mio cielo e ovunque io vada questo cielo deve venire con me. Quindi a un certo punto poi lui si trova a vivere da questa zia Anastasia e un giorno decide che lui queste stelline le vuole riattaccare nella camera dove lui adesso dorme. E quindi questa è la scena in cui lui chiede alla zia se può riattaccare le stelline. Quindi vai. No, grazie. La luna di Kiev. Un giorno chiedo alla zia se posso attaccare dei piccoli adesivi al soffitto della camera in cui dormo. Che adesivi? Chiede lei. Stelline fluorescenti. Devo ricomporre il mio cielo. Lei non capisce. Quale cielo? Quello che ho lasciato a Kiev. Mi guarda come se stessi farneticando. Le prometto che se mi darà il permesso le farò vedere il risultato e lei accetta. Sto imparando a conoscerla. È una donna coraggiosa e libera come suo fratello e nonostante abbia 30 anni più della mamma, sembra lei la più giovane. Ho capito che le piacciono le sfide e al momento la sua sfida sono io. Ho bisogno di una scala. Sei sicuro che non sia pericoloso? Tranquilla. Passo l'intero pomeriggio con un tubetto di adesivo in una mano e un cielo scomposto nell'altra. Salgo e scendo dalla scala, attacco, stacco e riattacco. Vorrei ricreare le costellazioni che vedo in Ucraina nelle notti d'estate, ma la cosa appare subito troppo complicata. Così
le metto a caso e sistemo in un angolo lo spicchio di luna. Poi vado a chiamarla. Mettiti sul letto, chiudi gli occhi e aspetta un momento, le dico. Lei accetta e si distende. Io abbasso le persiane e spengo la luce del lampadario. Adesso aprili e guarda in su. Silenzio. Le vedi? Sì, le vedo. Sono le stelle che avevo sul soffitto della mia camera a Kiev. Sono bellissime. C'è anche una luna. Sì, la luna di Kiev. Nikolai, accendi la luce e vieni con me. Voglio farti vedere una cosa. Mi porta in salotto, andiamo verso la libreria e mi indica lo scaffale più alto di tutti. Alto per lei. Io ci arrivo senza problemi. Lassù ci sono i libri che leggevo ai miei figli quando erano piccoli. Prendi quello. Il libro si intitola Filastrocche in cielo e in terra. L'autore è Gianni Rodari. Chi è? Chi era, vorrai dire. È morto da tanti anni, ma qui tutti lo conoscono. È stato un grande autore di storie per bambini. Guarda cosa ha scritto. La vecchia raccolta di fiabe e filastrocche ha un segnalibro. Apro la pagina e leggo. La luna di Kiev. Chissà se la luna di Kiev è bella come la luna di Roma. Chissà se è la stessa o soltanto sua sorella. Ma son sempre quella, la luna protesta. Non sono mica un beretto da notte sulla tua testa. Viaggiando quassù faccio lume a tutti quanti, dall'India al Perù, dal Tevere al Mar Morto, e i miei raggi viaggiano senza passaporto. Allora, non so quanto abbiate sentito con questo scampanamento. Io poco, ma ho le campane praticamente nelle orecchie. Però ecco, questo è il capitolo in cui lui attacca le stelline, poi dice alla zia vieni a vederle, la zia le vede, lui dice questo era il cielo che io avevo a Kiev e quella è la luna di Kiev. Allora la zia le viene in mente e dice aspetta un attimo, ti faccio vedere un libro che leggevo io ai miei bambini quando erano piccoli, ed è un libro di Gianni Rodari che ha scritto questa splendida poesia. E adesso però è il turno, adesso non so che ore sono. Matvi, hai l'orologio? 7:10. Allora, sì, allora facciamo leggere ancora una cosa veloce che è il capitolo finale a Giulio. Magari aspettiamo che queste benedette campane, che io adoro, abbassino un po' il volume. Allora, te la senti Giulio? Dopodiché chiamiamo su anche tutte le ragazze, magari chi ha scritto una lettera o un haiku, se ha voglia lo può leggere, e dopodiché vi salutiamo, insomma. Sei pronto Giulio? Sei carico? Insomma. Vai, dai. Ti tengo io il microfono? Sì? Giulio è pazzesco. Io pesce, lui acqua. Sono gli ultimi giorni di scuola e sento che c'è qualcosa di strano nell'aria. Mia madre e mia zia si appartano in camera, parlano sottovoce e quando escono dalla stanza fanno come se nulla fosse, come se io non capissi che mi stanno nascondendo una verità che non so se ho voglia di sapere. Ieri mi sono perfino messo dietro la porta per ascoltare, senza grandi risultati. Dal viso di mamma non trapela niente, dalle parole meno ancora. Quando vuole è più ermetica di una cassaforte. Mia zia distribuisce solo sorrisi, ma quelli ci sono sempre stati e non aiutano. L'8 giugno 2023 è l'ultimo giorno prima delle vacanze. Usciamo a mezzogiorno e con la classe decidiamo di andare a mangiare una pizza e poi farci un giro in città. Quando suona la campanella schizziamo fuori dalla scuola leggeri come farfalle, ognuno coi suoi programmi per le vacanze. C'è chi andrà al mare, chi in montagna e chi resterà in città. Io potrei essere uno di questi, oppure no. Dipenderà dalla pagella. Se la media sarà buona, la zia mi ha promesso una settimana a grado. Emma è super contenta. Le ultime interrogazioni di matematica sono andate bene, anche grazie a me, e ha raggiunto la sufficienza.
Samuele, invece, per festeggiare, ha deciso che si farà regalare un nuovo buco all'orecchio sinistro e chiederà il permesso di mettersi uno smalto nero sulle unghie. Così forse smetto di mangiarmele, ha detto. Ridiamo e scherziamo davanti all'ingresso, ma quando scendiamo i gradini vedo in lontananza una figura familiare. Metta a fuoco, è mia madre. Mi sta aspettando dall'altra parte della strada, nel punto esatto in cui, a marzo dell'anno scorso, mi ha lasciato. Non è venuta a prendermi a scuola, non è mai venuta a prendermi a scuola, quindi deduco che c'è qualcosa di importante che deve comunicarmi di persona. Scusa un momento, dico a Emma. Dove vai? Aspettami qui. Attraverso la strada e vado verso di lei. Ho le gambe che mi tremano. Ho paura di sentire quello che non vorrei sentire. Che papà è ferito, o peggio ancora, morto. Che nonno Vlad sta male. In un attimo le sono di fronte. Che succede? Vieni con me, Nicolai. Mi dici che succede? Ora capisci. Emma e Samuele sono fermi dall'altra parte della strada. Guardano verso di me. Faccio cenno di aspettare ancora un momento. Poi seguo mia madre che entra al vecchio tram, la caffetteria di fronte alla scuola. Percorriamo il corridoio che porta al bancone. Ci ritroviamo in una saletta appartata, coi soffitti a volta, e all'improvviso lo vedo. Mio padre è lì, in un angolo, con la barba lunga e gli occhi scavati. È dimagrito e gli manca un incisivo, ma non si vergogna a sorridere. Cerco lo sguardo di mia madre. Per la prima volta la vedo felice. Sento freddo, nonostante sia giugno. Un nodo alla gola mi impedisce di dire qualsiasi cosa. Ma non c'è bisogno di parole, ci siamo già detti tutto molto tempo fa. Lui capisce che qualcosa sta per esplodermi dentro e apre le braccia. Io ancora una volta chiudo gli occhi e mi ci tuffo. Ancora una volta io pesce e lui acqua. Bravissimo Giulio, sei assoldato per il prossimo anno. Vai pure a sederti. Chiamiamo l'assessore così Matvi c'è la coppia che avete firmato, vero? Ecco, allora facciamo dire due parole anche all'assessore. Venga assessore, venga. Beh, il filo qua è lungo, ci dovremmo arrivare, vero? Adesso vediamo, aspetti che non vorrei distruggere tutto l'apparato audio. Aiuto mamma. Sì, arriva, eccolo qua. Assessore Marchiol in rappresentanza dell'amministrazione. Grazie, ruberò veramente 2 minuti perché anche 4. Grazie a tutti. Io porto ovviamente i saluti del sindaco e il ringraziamento, e non solo del sindaco, di tutta l'amministrazione, e ci tengo a dire che sono anche particolarmente emozionato a essere qui. Complimenti a Matvi, anche per ragioni personali. La Manzoni è stata la mia scuola, e quindi quando sentivo prima dire che i ragazzi e le ragazze avranno adesso l'esame per poi separarsi, ma ci sono certi luoghi e certi momenti che, come giustamente indicava anche la dirigente Arfè, rimangono nella vita di ognuno di noi. E sentire questi racconti, sentire anche del bar al tram, dove all'epoca non si chiamava il tram, era un luogo in cui anch'io entravo, allora è veramente qualcosa anche di personalmente emozionante. Mi permette di fare una piccola riflessione. Io sono veramente contento e onorato del comportamento di tutte le persone coinvolte in questo percorso, in questo progetto. Matvi, i ragazzi, le ragazze, le compagne, i genitori, gli studenti, gli insegnanti, perché Udine è stata in grado, io credo, attraverso queste persone di accogliere Matvi e la sua famiglia, come mi viene da dire Matvi e la sua famiglia sono stati a loro volta in grado di accogliere questo nuovo luogo. Il rapporto è sempre bidirezionale. E la straordinarietà di questo progetto fa capire come è generatore di risultati, un rapporto che da bidirezionale diventa multidirezionale, e dunque le istituzioni sono coinvolte ognuno per la propria parte, quindi i ragazzi, gli insegnanti, il comune di Udine, la regione, l'editore che pubblica il libro. È questo il comportamento che dobbiamo ognuno di noi, io credo, tenere per creare comunità. E non voglio sembrare troppo retorico, però così si crea la pace, io credo. È veramente un percorso eccezionale che mi sento
per cui mi sento veramente di ringraziare tutti i protagonisti. Io mi fermo qui, vi ringrazio ancora e continuiamo tutti questo percorso di pace, perché la nostra terra, la nostra Europa ne ha davvero bisogno. Grazie. Grazie Assessore, è verissimo, ne abbiamo proprio bisogno. Se c'è pace stiamo meglio tutti quanti. Bene, allora, alla fine di tutto io credo che si debba chiamare qua i rappresentanti, anzi le rappresentanti, perché i maschi sono tutti a giocare a calcio, diciamocelo, quindi tutte le rappresentanti tanti della terza E, forza a venire qua, così facciamo una foto. Eccole, non a caso, sono tutte femminucce. No, ma è vero, perché c'erano... sono nascosti? Ah, sono al mare. Ah, cioè, di questo lunedì ne terremo conto durante l'esame, è vero? Allora, queste sono le meravigliose ragazze della terza E, a cui io lascio la scena, e mi farebbe piacere, per chiudere quest'ora che per me è stata veramente bellissima insieme a loro, e torno un po' ragazza anch'io, e insieme a voi, farvi leggere qualche piccolo contributo vediamo un po', di quelle che hanno scritto. Adesso non lo so, tu hai scritto? Alice ha scritto un haiku. Un haiku è una pennellata, sono pochi secondi, però di una profondità non indifferente. Arriva l'inverno, rumori devastanti, cadono foglie rosse. Caterina, cerchi tu il tuo contributo, che sei più veloce di me? Eccola qua, Caterina. Matteo è una delle persone più buone, pazienti, molto piacenti e dolci che conosco. Se si arrabbia però sono guai assicurati. Quando è arrivato nella nostra classe l'abbiamo accolto a braccia aperte, come se fosse già stato parte di noi. Parlava solo inglese, io non essendo molto brava in quella materia non capivo tutto quello che diceva, ma siamo diventati subito amici. Matteo, mi piace il suo nome, il suo modo di approcciarsi con le persone e lui. È un ragazzo meraviglioso e solare, anche se a volte non smette mai di parlare. Verissimo. Gli piacciono i manga e gli anime, proprio come me. Ma soprattutto i numeri, quelli gli sono sempre piaciuti da quando lo conosco. Oggi Matteo è un elemento fondamentale della nostra classe. Noi siamo come un tempio, il tempio della terza E. Ogni colonna è uno di noi e la sua colonna, la colonna Matteo, se non ci fosse il tempio crollerebbe. Grazie di esserci, Matte. Matteo andrà a studiare al liceo matematico perché nella testa c'ha solo numeri, è vero Matt? Matteo, Matvi, ormai insomma qualcuno lo chiama Matteo, qualcuno lo chiama Matvi, qualcuno non lo chiama proprio, è vero? Dai, allora. Ricordo ancora quando Matvi è entrato nella nostra scuola per la prima volta. La bidella lo accompagnò in classe durante l'ora di inglese e fu strano. Il suo arrivo mi colse impreparata. Sapevo che avremmo avuto un compagno nuovo dall'Ucraina, ma non avevo idea di quando sarebbe arrivato. Cosa avrei potuto dirgli? Come avrei potuto approcciarmi? Come avrei dovuto approcciarmi a lui? Ma soprattutto, in che lingua avrei dovuto parlargli? I dubbi erano tanti, ma non mi hanno fermata. Nessuno in classe lo ha fatto. Non ci siamo fatti intimorire. Eravamo curiosi. Ho un'immagine chiara di quel giorno. Ognuno era seduto al posto che gli era stato assegnato. Avevamo banchi nuovissimi ed eravamo emozionati all'idea di accoglierlo. L'idea ci eccitava e dopo pochi minuti abbiamo iniziato a tempestarlo di domande, cercando di parlare con il nostro migliore inglese, anche perché la prof era proprio lì, a controllarci. Quella mattina io e lui abbiamo fatto subito amicizia. Nonostante le difficoltà a comunicare, sono bastate poche ore per capire che niente ci avrebbe fermato dal conoscerci meglio.
I primi mesi abbiamo aiutato Matvey a imparare l'italiano. Ogni giorno qualcosina in più, ma anche lui ci ha insegnato tante cose nuove. Grazie alla sua storia mi sono interessata alla cultura ucraina e in questi anni insieme abbiamo riso tantissimo. Terrò questi ricordi con me per sempre, insieme a un'amicizia stretta, senza dare peso alla provenienza o alle diversità di lingua e cultura. Andiamo avanti, c'è Agnesa che ha scritto Agnesa non scappare. Lo so che tu volevi scappare. Scusate ragazze se vi do le spalle, ma ne leggi soltanto una. Agnesa ha scritto 2 poesie. Ho detto Agnesa, ogni volta mi riprende. Ho detto Agnesa. Naggia a te. Agnesa. Sì. Agnesa. Sì, più o meno sì. Pace e unione Adesso canteranno più forte. Aspetta un attimo. Ok. Che vuol silenzio. Vai. Pace e unione canteranno più forte del rumore delle esplosioni. Brava. Ma la poesia va declamata. Migrazione. Le persone sono come uccelli. Per avere una vita migliore vanno altrove. Però già che ci siamo io leggo anche l'altra, perché tu sei poeta dentro. Io sì. Cioè, così la terza sono tutti così. Guerra, pace e unione canteranno più forte del rumore delle esplosioni. È che io non lo so, non mi ricordo quello che hanno scritto. Io mi muovo qua come una biscia. Agnesa. Sì. Ecco, vedi che l'ho detto bene sto giro. Vuoi leggere il mio? Certo. Il mio no, è troppo lungo. Vai. Lo trovi? Ok. Fin dal primo giorno di scuola mi sono sentita a mio agio con i miei compagni. Sapevo con certezza di essere capitata in una bella classe, accogliente, simpatica e inclusiva. Sono una che fa fatica a fare amicizia, ma con loro è stato diverso. Ci siamo subito trovati, ci capiamo al volo. Quando in prima è arrivato Matteo, un ragazzo della nostra età scappato dalla guerra in Ucraina, lo abbiamo accolto e reso partecipe dei nostri discorsi, nonostante parlasse solo in inglese. Matteo ha imparato in fretta l'italiano e si è subito aperto per farsi conoscere. Abbiamo così scoperto che è simpatico, che parla tantissimo e che è bravo in matematica e che non sta mai fermo. In poco tempo è diventato amico di tutti e il suo arrivo è stata una svolta positiva. Siamo felici di averlo incontrato. Manca poco agli esami di terza media e so già che tutto questo mi mancherà. Le nostre risate, la spensieratezza, le lacrime, le litigate e lo stare insieme. Sono orgoglioso della mia classe. Un ambiente così bello e stimolante mi ha fatto venire voglia di andare a scuola tutti i giorni, anche nelle giornate no. Sottolineo l'ultima frase che secondo me andrebbe scolpita sulla pietra. Un ambiente così bello e stimolante mi ha fatto venire voglia di andare a scuola tutti i giorni, anche nelle giornate no. E con questo vi salutiamo. Grazie a tutti, credo che il tempo sia finito e andiamo tutti a prenderci un aperitivo. Esatto, Okay. grazie. Bene, eccoci. Tutti via. Vuoi salutare tu? Ciao a tutti.